È un abbraccio forte, collettivo, quello a Papa Francesco, in una Roma blindata, dove tra le migliaia di fedeli accorsi da ogni parte del mondo c'erano tanti veneti, su tutti una nutrita schiera di volontari della Protezione Civile regionale nella capitale per garantire l'ordine e il regolare flusso dei pellegrini, partiti nei giorni scorsi da ogni angolo della regione, hanno presidiato i varchi principali. Al Veneto è stato dato praticamente la piazza del San Pietro, la via della Conciliazione e la parte finale di via della Conciliazione, quindi siamo abbastanza uniti nella zona qua centrale di piazza San Pietro. Siamo 35 uomini, come dicevo, che provengono da tutte le province del Veneto e anche 3 volontari di Agesci, gli scout cattolici italiani. Volontari che resteranno a Roma anche per le delicate fasi del conclave. Lo stesso Armando Lorenzini aveva gestito con le tute gialle la giornata di Francesco a Verona poco meno di un anno fa. 2 giornate diverse ma legate da un senso profondo. È stato emozionante, impegnativo ma molto emozionante comunque, come oggi d'altro canto, oggi molto di più anche. Nel giorno dell'addio tanti giovani, circa 8.000, forse di più solo dal Veneto, complice la concomitanza con il Giubileo degli adolescenti, evento confermato nonostante tutto. Papa Francesco non avrebbe mai rinunciato alla loro presenza. 3.000 i teenager dalla Marca, tutti dalla terza media alla terza superiore. Abbiamo pregato per Papa Francesco in tante chiese, ognuno aveva il suo sacerdote di riferimento, siamo stati con lui nella preghiera. Ha sempre spezzato una lancia per dare coraggio, forza, speranza a questi ragazzi. In questo tempo non facile per loro. Il gruppo di Piove di Sacco è riuscito anche a raggiungere San Pietro, una notte all'addiaccio ma che resterà per sempre. Abbiamo condiviso questa prima parte della notte insieme a dei senza tetto che abitualmente dormono in quello spazio, ma è stata una convivenza alquanto pacifica. Poi abbiamo deciso di spostarci più per combattere il freddo, abbiamo trovato un locale che ci ospitasse e poi ci siamo messi in coda per entrare a Castel Sant'Angelo e siamo arrivati fino a qui. Sicuramente partecipare a un evento del genere per dei ragazzi dei 15 anni sicuramente è un evento che si ricorderanno per tutta la vita, non c'è dubbio, anche per come l'hanno vissuto e l'hanno preparato.